È uno dei tanti libri sulle passioni. Un medico deve avere la passione, ma le passioni poi portano tutte alla fine a prendersi cura del malato in un modo particolare. Questo grazie a una regione Veneto, una regione come la nostra, una terra come la nostra, dove la cultura del fare, del sognare e del realizzare diventa praticamente uno stile di vita. Quindi io voglio ringraziare veramente la mia terra, le persone che mi stanno intorno, tutte le persone che mi hanno dato la possibilità di realizzare dei sogni, da diventare professore universitario a maestro di sci come in questo caso, ma soprattutto la possibilità di poter restituire a questa terra il mio sapere, formando giovani, dando ai giovani delle speranze, dando ai giovani dei sogni che a loro volta realizzeranno, e io spero molto meglio del loro maestro. È nato come ringraziamento che il professor Claudio Ronco ha rivolto a tutti i maestri sci italiani e veneti in particolare, in occasione del conferimento del titolo di maestro ad honorem che il Collegio Veneto gli ha dato. Viene dato per meriti sciistici e per meriti anche non sciistici. Claudio è assolutamente un maestro di medicina, è un maestro di vita ed è giusto che sia anche un maestro di sci. Lui poi, tra l'altro, da giovane ha superato la selezione, ha fatto il corso per maestri, non ha sostenuto gli esami finali perché erano in concomitanza con i suoi impegni universitari, però di fatto era quasi un maestro.